Quarta sconfitta in altrettante sfide europee, però rispetto alle prime due partite con Newport e Exeter questa doppia sfida con il Perpignan è andata decisamente meglio. Cosa è cambiato? È cambiato probabilmente l'attitudine e la mentalità con la quale abbiamo affrontato e soprattutto preparato queste sfide. Le prime due venivano da 4 partite abbastanza facili giocate in campionato e la differenza di ritmo si è vista. Diciamo che abbiamo preso le misure con queste prime 2 partite di Coppa e anche diciamo, la sconfitta di Mogliano ci è servita a farci qualche domanda e a trovare le risposte giuste. Direi che le partite con Lazio, a Perpignan e questa hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta. Abbiamo tenuto il ritmo per tutta la partita contro Perpignan e insomma penso che ci sia da essere contenti per questo, al di là del risultato ovviamente, perché se guardiamo bene l'andamento della partita era una partita che a un certo punto potevamo anche vincere. C'è un po' di rammarico, ma comunque per le risposte che dobbiamo avere siamo molto molto contenti. Abbiamo visto un primo tempo abbastanza equilibrato e nella ripresa invece i Cavalieri sono un po' calati e il Perpignan ha spinto tanto. C'è anche un gap fisico rispetto alle squadre europee, oltre che tattico e di valore dei giocatori. Sì, indubbiamente il gap fisico c'è, ma soprattutto perché loro sono abituati a giocare queste partite ogni sabato. Noi ne giochiamo 6 all'anno e 2 ogni 2 mesi, insomma la differenza è solo quella nel gap, è proprio in questa attitudine, proprio in questa abitudine a certi scontri fisici, a giocare il pallone sotto pressione per 80 minuti. Solo qui però io sono convinto che se giocassimo le prossime 5 partite a livello europeo miglioreremo continuamente e insomma, potremo sempre di più dire la nostra. Per questo veramente mi sento di ringraziare i ragazzi che sono scesi in campo oggi. Ricordo che addirittura eravamo in 22 anziché 23 perché si è infortunato Lupetti durante il riscaldamento, per cui veramente onore a tutti i ragazzi che sono scesi in campo perché hanno onorato la maglia che portavano, hanno fatto veramente un qualcosa di grande. Venerdì prossimo ci sarà l'ultima fatica di questo 2011 in casa del Rovigo. Come preparerete la sfida e ci faccia anche un bilancio dei suoi primi 6 mesi sulla panchina dei Cavalieri? Ma la sfida con Rovigo è senza dubbio importante, non decisiva ma è importante perché sarebbe bello finire questa prima parte del campionato in testa alla classifica. La prepareremo come abbiamo preparato fino a qui tutte le partite giocate, cioè guardando i nostri punti di forza, guardando come gioca Rovigo e insomma qualche cosa in testa ce l'abbiamo già. Storicamente è la bestia nera del Prato Rovigo perché insomma, non abbiamo mai vinto né a casa loro né in casa nostra, per cui insomma, andremo là come sempre per fare la nostra partita e ovviamente per vincere. Un bilancio dei miei primi 6 mesi penso sia positivo, al di là dei risultati che comunque stiamo ottenendo. Mi fa piacere sentire ovviamente che c'è stato un po' un cambio di mentalità, c'è stato un po' un approccio anche alle partite in modo diverso, un tipo di gioco diverso e che soprattutto sta dando risultati, perché alla fine la cosa più importante è questa, giochiamo in funzione del risultato e se poi giochiamo bene ovviamente siamo ancora più soddisfatti.